Dobbiamo ripensare al nostro modello tradizionale di fare impresa anche alla luce del riciclo, del recupero e del riutilizzo dei materiali che impieghiamo. Sostenibilità ambientale ed economia circolare sono due parole d'ordine che appaiono sempre più importanti per la competitività e lo sviluppo delle aziende, concetti che proprio per questo devono essere tradotti in concretezza imprenditoriale. L'obiettivo della campagna SOS Economia Circolare, sotto l'egida di Confapi, è condividere le metodologie utili all'imprenditore per individuare i cicli produttivi cui destinare gli scarti delle lavorazioni della propria impresa. Il futuro è nella direzione di prendere le poche materie prime che ha l'Europa e non buttarle via, è l'economia che usa e getta, ma rimetterle dove è possibile in circolo. Nonostante il Veneto sia particolarmente virtuoso per raccolta e valorizzazione di scarti e rifiuti, rimangono ancora ampi margini di miglioramento ed è da questo punto di vista che l'appello è esteso alla rete imprenditoriale regionale. Da un anno a questa parte l'appello è stato raccolto da molte aziende del territorio, oltre che a livello nazionale, e questo ci ha permesso di incrementare appunto i quantitativi di 4.000 tonnellate in un anno di scarti di ex prodotti alimentari che vengono riutilizzati sia a uso alimentare che uso energetico. Confapi Venezia e Treviso sostengono questi processi, approfonditi a Monastiere in un seminario in cui è intervenuta tra l'altro la vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vanni Agava, oltre a diversi rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio. Come diceva qualcuno, si copia sempre dai migliori ed è proprio tramite l'esempio di imprese di successo, di best practice, di casi di successo come quelli che analizziamo oggi, che riusciamo a fare la differenza rispetto alla comunità degli imprenditori che sono nella nostra associazione.